Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Una buonasera e ben ritrovati per seguire la chiusura delle borse europee in ribasso un po' su tutto il continente. Partiamo con il FTSE MIB che registra un calo del meno 0,19%, poi la borsa francese con un meno 0,84%, stessa sorte per Madrid 0,75%, la borsa tedesca registra una discesa più contenuta allo 0,25%, contenuto anche il ribasso per quanto riguarda la borsa del Regno Unito con un meno 0,17% e poi l'Eurostoxx con un meno 0,33%. E noi vi ringraziamo per l'attenzione e ci risentiamo per il prossimo aggiornamento sui mercati europei. Vi ringrazio. Avete ascoltato la chiusura delle borse.